Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Tele Alto Veneto in apertura alla cronaca da Vicenza e cominciamo proprio con Piazza Biade che cambia volto, basta con i parcheggi più o meno tollerati, la zona viene riqualificata, lo spazio viene distribuito per ampliare i plateatici dei caffè all'aperto, si amplia insomma il salotto della città. In che modo? Vediamo. Dopo la Pasqua è il record di maestri assenti, come del resto è successo a Natale e all'Epifania, e i genitori protestano. Ancora cronaca, messaggi, telefonati, appostamenti e minacce. Finisce con un obbligo di dimora a carico di un 46enne di Rosane Vicentino, una triste vicenda di stalking, vittima una donna padovana. I dettagli. Un'importante opera di Jacopo Bassano, acquistato dalla Banca Popolare di Marostica, torna in Italia e si potrà ammirare a Palazzo Dollione per 3 settimane assieme ad altre incisioni di tema biblico dei civici musei bassanesi. Un blog in internet e spazio nelle radio universitarie, questi sono i modi per portare i giovani a teatro e la teoria del neodirettore dello Stabile del Veneto, Alessandro Gasman. In primo piano la politica, perché oggi è stato il primo giorno che ha segnato ufficialmente l'era di Giorgio Orsoni, eletto 10 giorni fa sindaco di Venezia. Stamani l'avvocato ha indossato per la prima volta la fascia tricolore con un piccolo incidente di percorso. Vediamo. Creare dei muralis sotto l'egide del comune che rendano più bella e allegra la città, un'iniziativa che potrebbe concretizzarsi entro brevissimo tempo. La prima uscita pubblica da neoministro dell'Agricoltura in Veneto a Campodarsego per i 100 anni della Carraro SPA, l'ex governatore fa gli auguri a modo suo a Luca Zaia. Spero sia migliore di me, dice, ma non sarà facile. Un'idea per ridurre l'uso dei sacchetti di plastica per la realtà premiata a livello nazionale come la più virtuosa d'Italia, un progetto che fonde la questione ambientale e la solidarietà sociale. Per averci seguiti e buona serata a tutti. Bloccato un motociclista che fuggiva a 180 all'ora nella zona est della città, pesanti le sanzioni a suo carico. La zona dell'altopiano di Asiago, così gli abitanti di Lusiana è stato consigliato di proteggere gli animali, cani compresi. Anche le commesse della profumeria Beghin protestano contro un'iniziativa che giudicano ingiusta, è l'unico giorno, dicono, in cui possiamo stare con la famiglia. Sono i due ventelli gigolò trevigiani chiamati il Biondo e il Moro che ieri sera dagli studi di Antena 3 hanno lanciato l'appello. Allora sentiamoli proprio nel corso della trasmissione X News. Il sindaco non nasconde la sua soddisfazione, indispensabili tagli dolorosi, ma investiamo, dice, 8 milioni di euro per il sociale, 51 per i lavori pubblici, astenuta buona parte dell'opposizione. E si torna a discutere del maxi inceneritore di Marghera, la nuova giunta Orsoni dice no al riavvio dell'impianto, nel frattempo il comitato permanente organizza per lunedì un presidio a Palazzo Ferrofini a Venezia. Questo è l'appello lanciato questa mattina da Vittorio Veneto, dai vescovi del Triveneto. Sentite. Aspettate ancora qualche istante. Andiamo avanti col telegiornale, c'è un piccolo problema tecnico, una giovane prostituta rapinata, legata e violentata nella sua abitazione a Monastir. Gli aggressori, dopo averle rubato i documenti, le hanno chiesto 10.000 euro, ora sono finiti in manete. E ora la cultura con Ermanno Olmi che oggi ha ricevuto a Treviso il premio Jacques Maritain e quella del grande regista è stata una toccante lezione sull'amore per la vita e per la natura, per la terra insomma. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti e buona continuazione a tutti.